Ci vorrebbe un contenitore rigido dove poter riporre poi, specialmente per l'umido, il sacchetto biodegradabile. Sì. Per l'umido. Si accaniscono questa cosa con gelascio così. Dobbiamo partire in maniera diversa, sinceramente. Buongiorno dottori. Ciao Fla. Ecco, vedete, dopo c'è un secchio personalizzato. Ma che signore si accatta un secchio alla viva e ci ha messo secchio sopra. L'operatore ecologico su viene a pigliare un secchio, si piglia un sacchetto e ce l'ha su secchio. Sentiamo. Che ciao! Com'è? Tu la stai facendo la differenziata? E cosa faccio? Se l'umido non lo prendono. Non l'hanno preso, no, lo dovrebbero prendere oggi. Ah, oggi lo prendono? Sì. Oggi la strada però dico, che significa dava? Ogni 3 giorni, 4 giorni, che passi, metà tutto pesce, metà gli pure dai pesce una settimana, a che discussione sono? Già su Pro Nord, ci sono i sicchia. Ci sono i sicchia fuori. Sempre. Quando il carro dai 4 ore. Esatto. Oh, canta fino a fare niente, proprio niente. Ma devono fare queste pezze. È una cosa assurda. È una porcheria questo. Che cosa ne la secchiella? Non abbiamo niente. Ma un secchiello signore, sempre che non se ne piglia uno so. Per dire, se ne piglia uno so. Sacchetta che fa? Di sacchetta può utilizzare quelli La biodegradabili. spazzatura non la paghiamo, perciò noi dobbiamo avere tutte cose gratis. Io e altri colleghi siamo per niente fiduciosi che probabilmente andremo per l'ultimo giornale che è la Ciao, bello! Che cosa c'è domani nasce? No, sul Consiglio Comunale di ieri sera per quanto riguarda E che c'è il Consiglio? Ah, sì? Comunale sulla governo. Ah, no, un'anticipazione. Il giudice è molto infastidito di questa vicenda e lui crede che alla fine Non si fa niente, va. È di differenziata come dice, dai. io sono differente dagli altri? No, non si può dire. No, perché no? Non mi piace questa vicenda. Non mi piace perché è pur vero che noi cittadini gelesi non siamo abituati. Sì. Io sostengo, più volte l'ho anche detto ad altri intervistandoli, che sarebbe stato meglio in quel caso, quando furono rimossi i cassonetti, invece di rimuoverli, abbinare le campane. La gente piano piano si sarebbe abituata. È come l'euro. Ecco, dice, le cozze. Che farne delle cozze? Biologico, plastica, mamma resca di pisce, ci pariva plastica. Ah, dice, è trasparente. Però dico le cozze. Le cozze. Facite la collanina. O creatura, ci facete fare la collanina. Ma sentite, non dovete proibire questo. Ma la cosa, E lo stiamo denunciando. lo dovete denunciare. Più di questo io non posso fare. Ah, ci faccia la fotografia che butta, come mi metto di cercare io ci butta spazzatura. Dicono che la spazzatura si deve uscire fuori dalle 6 alle 8. Ora vedremo se uno si associare ai 5 perché cercare la spazzatura. Un si è detto male, pigliamo due cristiani come se buono manco due culiati, se si usano ai 5 perché cercare la spazzatura fuori. Sì, il canale sì. E poi magari passano a mezzogiorno. A mezzogiorno. Già è una pattumiera a cielo aperto. Cosa dobbiamo dire? È partita male perché si programma male, Dodò. Dovevi creare al posto dei cassonetti le isole ecologiche in modo tale che la gente si privasse dei rifiuti in casa quotidianamente e allo stesso tempo imparasse come si fa la differenziata. Queste sono delle variabili che bisogna calcolare prima. No, tu dall'oggi al domani obblighi un'intera cittadinanza a cambiare completamente il modo di vivere. E poi cosa vuol dire la spazzatura? Bisogna raccogliere la porta a porta davanti a casa. Cioè le case si abbelliscono, non si rendono brutte con la spazzatura davanti a casa. E poi consentimi di dire un'altra cosa. Te lo consento. Gela ha un territorio vastissimo. Tu vinci una gara d'appalto col massimo del ribasso, giusto? Sì, come fai tu con un mezzo e 25 uomini in 2 ore, 3 ore, quant'è il periodo della raccolta differenziata, a coprire tutto il territorio gelese? Se io cammino a piedi, perché percorrere la via Palazzi ci vogliono 30 minuti la mattina alle 8, te lo dico io, è impossibile, infatti da me passano all'1, a casa di Antonio passano alle 6 del pomeriggio. Tu dovevi creare il doppio binario, dovevi lasciare i cassonetti. Come l'euro. Come l'euro, dall'oggi al domani ci spiazziamo. La responsabilità per ogni amministratore impone che l'aspetto sanitario e igienico debba essere la priorità. Noi facciamo partire la differenziata all'inizio di giugno.
tra parentesi, che combacia anche con l'inizio della stagione estiva. Perfetto. Quindi noi attiriamo i turisti perché adesso abbiamo davanti alle nostre case un belvedere, quindi le conseguenze hanno anche un'attrattiva. Questa amministrazione ha in comune con l'amministrazione passata un fattore. Per 4 anni stanno in letargo, il 5º anno si ricordano dei problemi che ora hanno imparato atavici, che attanagliano la città di Gela, e si ripropongono di risolverli nel quinquennio successivo. Una cittadinanza, se ti vota, è perché vuole essere presa per mano da quell'amministrazione che ti deve condurre verso un cambiamento. Invece non solo c'è una mancanza di rispetto nei confronti delle cittadinanze, si sta abusando della pazienza del popolo gelese, perché tu chiedi 60 di tempo per Agroverde, 30 giorni di tempo per gli espropri. Ora dobbiamo dare 30 giorni di tempo a questa amministrazione in modo tale che risolva i problemi dei rifiuti. Noi ormai regaliamo tempo, perché siccome siamo una città talmente funzionale, dove le cose vanno per il verso giusto, che concedere 30 giorni in più, 30 giorni in meno a delle persone ormai non cambia nulla. Chi se ne accorge? Tutte queste spese le paghiamo noi. Tutti questi disservizi sono a carico nostro, perché anche il disservizio non è gratuito, il disservizio ha un costo. Un costo che grava sulle tasse dei cittadini. Queste cose si programmano prima. Ora ho saputo che il 21 comunque il sindaco ha detto che la notte rosa ugualmente si farà, quindi almeno per una notte avremo l'opportunità di dimenticare i nostri problemi. Le feste in una comunità ci vogliono, ma le feste servono a cosa? A rendere allegra la propria vita. Se tu hai di che essere allegro, assenza di lavoro, di servizi, la mera festa fino a te stesso non serve a risolvere il problema e né ti allieta, anzi fa scaturire un nervosismo, perché nella vita abbiamo imparato una cosa, purtroppo, il concetto di gratis non esiste. Bravo. Quindi quando ci dicono che questa festa, questo evento sarà totalmente gratuito, purtroppo di persone che vivono gratis non ce n'è. Questo equivoco del gratis che non si capisce. No, c'è un abuso della parola gratuita. Esatto. Pensare che sia sempre colpa del cittadino che rende brutta la propria città, anche questo è sbagliatissimo. In quale paese civile si è mai visto raccogliere la spazzatura di giorno? Io spero soltanto che non scoppi comunque un problema igienico-sanitario. Poi può succedere. Non si può neanche pretendere che gli impiegati di questa ditta che sono stati a Gela facciano, come si dice, dei super turni. Com'è? Da tutto quando... Va bene, perfetto. Allora posso proseguire il mio giro da Munnizza? Quindi tutto a posto? Funziona tutto bene? No, niente funziona bene, non tutto bene. Ah, e secondo voi perché non funziona? Perché è sport. Un giudizio perché è sport. È sport. E che ti mettono a uno un vetro magari ogni settimana non si può pigliare. Dobbiamo richiedere i sicuna differenziate. Ma in tutti i paesi è così, su, cosa succede? Non si vede, la carta, l'umido. E l'umido si piglia ogni giorno, non sa che fare. Passione, da lunedì a venerdì. Comunque se capisce martedì che fare, o lunedì a sera che fare. Aspettano fino a venerdì a differenziata. Capra, fattura, Non ci sono responsabili, perché il neo sindaco e il neo assessore iniziano la sindacatura del 2014 con un buon auspicio, un obiettivo, quello della differenziata SPIN. Perché la passata amministrazione, quella del 2013, che cosa è successo? Avevano comprato i secchi e l'immondizia, quelli indifferenziati, no? Gli altri paesi se li vendevano in seconda mano e noi ce li compravamo. L'altra amministrazione ancora, quella del 2012-2011, ti ricordi quando è stata eletta, dopo un anno dice dobbiamo fare la differenziata perché c'è un obiettivo da raggiungere, non perché sono bravi. Anche degli obblighi, esatto. E avevano tolto tutti i secchi e l'immondizia che avevamo noi, che ce l'avevamo, era della città di Gela, c'erano quelli gialli, quelli verdi, li hanno tolti tutti. Hanno comprato i secchi marroncini e le compostiere, qualche quartiere sì, qualche quartiere no. Le compostiere, chi aveva i giardini non è stata fatta nessuna pubblicità, gratuita da andare a ritirare alla Torcella 2. Quindi le 3 amministrazioni che si sono susseguite in questi anni, non possiamo dare la colpa a questa amministrazione che si è appena insediata, giusto? Perché non è che queste, anzi, cosa possono fare? Stanno dando i contributi alle associazioni, stanno cercando di fare la raccolta differenziata finalmente. C'erano quelli dell'anno scorso che non sapevano neanche dove erano messi, sai? È una cosa incredibile, vedi? Ora speriamo la notte rosa, notte bianca, Babbo Natale, ora tutto, d'estate ci sarà, anzi di Ferragosto faremo il Capodanno.
hanno ragione i cittadini, ci vuole un centro di raccolta ogni quartiere. È vero che il miglior metodo è il porta a porta una volta che tutti hanno definito qual è, però nel centro di raccolta tu te ne vai al centro di raccolta e ci puoi portare pure un frigorifero, una cosa, no? E cominci a eliminare qualche servizio che già tu fai a porta. Esatto. Inoltre non sei sotto il ricatto da un eventuale sciopero. Perché così cosa succede? Se c'è uno sciopero di una settimana, che facciamo? Succede uno scaffetto. Facciamo uno sciopero porta a porta. Io vorrei dire a questa nuova amministrazione che si è insediata da pochi mesi, devono andare a verificare cosa hanno combinato quelli dell'altra amministrazione, quelli dell'anno scorso, quelli di 2 anni fa. Che ti ricordi i Gigi D'Alessio, Tiziano Ferro, le vespertine, i canestri messi per la città, tutte le sciate gelesi, tutte quelle, te li ricordi, no? Sì, quando sponsorizzazioni, indimenticabile. Gigi D'Alessio differenziamoci, e la pubblicità a Canale 10 te la ricordi? Me la ricordo, c'è lo spot su YouTube. C'è lo spot, e 4 anni che spendono soldi, differenziamoci, perché con i cantanti, ora io pigliassi a Tiziano Ferro e Gigi D'Alessio e dici vieni qua e vieni a dare una mano, certo. No? Mi spieghi come si fa? Testimoni. Te ricordi i 290 Boy Scout che dovevano insegnare alla gente? Dovevano istruire. Certo, perché dovevano dire come si fa, come si fa. Prepararli. I parrini in prima fila, no? Pure i preti, tutti i preti della domenica che hanno fatto tutte le manifestazioni finanziate, la festa Maronna, tutte finanziate dal lato CL2. Ora viene Renzo Arbore, ce lo chiederemo a Renzo Arbore, dice Gigi D'Alessio non c'è riuscito, cantala qualche canzone napoletana, no? Può essere che Renzo Arbore ci riesce a comunicarci come si fa una differenziata. Anni che comunicano, certo, e la gente in questi 3 anni ogni volta che vede uno spot nuovo non ci fa caso perché altri anni che fanno non cominciano mai. Io faccio gli auguri al nuovo sindaco e ai nuovi assessori, speriamo che durino più di un anno perché è un peccato, no? Sarebbe un peccato, il prossimo anno almeno li rivotiamo contenti perché i gelesi non si dimenticano,